Appuntamento con Linea Diretta. Oggi parliamo di politiche sociali. Quali sono le politiche sociali che si chiedono al nuovo Parlamento, nonostante tra l'altro la situazione molto incerta che stiamo vivendo in queste settimane? Ne parliamo con Marie Pallaro, segretario generale della FP-CISL del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Grazie. E con Ferruccio Balest, segretario dell'FNP-CISL del Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Balest, io partirei con lei. Come si sta vivendo da parte vostra questo quadro di forte incertezza per quello che è uscito fuori dalle ultime elezioni? Beh, è un quadro esattamente di forte incertezza. Noi di fatto nel nostro paese, oggi come oggi, abbiamo 3 minoranze che non discutono, almeno allo stato attuale, fra di loro. Sono, come si dice, l'un contro l'altro armate. Ed è una situazione che ci preoccupa tantissimo, perché in una situazione del genere, in cui abbiamo una crisi che tutti quanti conosciamo, la situazione politica attuale ed economica soprattutto, il mondo ci guarda, i mercati finanziari ci guardano, ecco, avere una ingovernabilità, non si sa per quanto ancora nel nostro paese, ci preoccupa, e quelli che ci rimetteranno di più sono ancora quelli, come noi, a reddito fisso, pensionati, che hanno botte CCT, magari messi da parte, e si vedono aumentare i tassi, che hanno i mutui da pagare, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima ruota è sempre quella che paga, e questo senza fare del vittimismo, è così. L'importante sarebbe stato che ci fosse un governo certo. Diciamo, è certo, perché la stabilità del governo è il sintomo poi di crescita, di sviluppo, di approfondimenti, eccetera, eccetera. Oggi noi abbiamo una instabilità di governo e quindi l'unica maniera per uscirne, siamo nel paese di Machiavelli, siccome fra di loro non si parlano, andare a votazione un'altra volta sarebbe, a mio avviso, un disastro. È l'unica che una di queste forze, quella che vorrebbe mandare a casa tutti, magari una parte di questi si ravvedessero e passassero da una parte o dall'altra in maniera da dare una maggioranza. Poi mi astengo dal dire a quale parte. Sì. Però, voglio dire, insomma, abbiamo bisogno di stabilità. Pallaro, anche lei la pensa così o preferirebbe le elezioni anticipate? Ma io credo che le elezioni anticipate non cambierebbero il quadro attuale, purtroppo, perché la situazione di oggi è frutto di questi ultimi anni di grande crisi che non è solo economica, ma forse è proprio la crisi economica che è frutto della crisi che poi è politica, che poi è sociale, che poi è di valori. E io non ho una soluzione, io vedo, però temo gli effetti assolutamente negativi che questa incertezza sta provocando. Mercato finanziario, l'Europa, però io vedo grande preoccupazione dentro le famiglie, nella mia famiglia, ma anche gli effetti che poi dal nazionale arriva al regionale, perché tutti anche a livello regionale aspettano gli equilibri nazionali. Infatti volevo chiederle come si riflette dal punto di vista locale una crisi che invece è nazionale. Ma perché poi queste votazioni, che sono poi nazionali, lo sappiamo tutti, hanno degli effetti anche sugli equilibri a livello della politica regionale, e noi abbiamo a livello regionale parecchi provvedimenti che stanno aspettando l'approvazione e le varie forze attendevano il risultato nazionale. È tutto fermo, sto pensando all'applicazione del piano sociosanitario e piuttosto altri temi che sono essenziali per noi, perché poi trattano della quotidianità delle persone, ma sono anche dentro i temi che abbiamo oggi, e finché non sarà chiarito il quadro nazionale io non vedo neanche risposte a livello regionale. Domani si apre in Consiglio il dibattito sul bilancio e anche su questo poi credo sarà una discussione che rimarrà aperta a lungo. Oltre al fatto che si paventa forse un rimpasto della Giunta. È quello che è, certo, dei nuovi scenari che si è quello per cui è cascata tutto un sistema di incertezza. Balest, che cosa funziona e che cosa non funziona oggi per quello che riguarda la previdenza sociale, il welfare come si chiama? È una domanda che, come dire, bisognerebbe scrivere un libro bianco, rosso, verde, non lo so. Comunque quello che non basta funziona, che non sia nero, allora. Sì, allora diciamo che quello che non funziona, prima di tutto abbiamo un fondo nazionale per la non autosufficienza che non funziona, nel senso che è totalmente insufficiente. Aspetti un attimo perché sento che abbiamo una telefonata in linea. Pronto, con chi parliamo? Le devo chiedere anche tra l'altro di abbassare... Pronto, buongiorno. Devo chiederle di abbassare il suo televisore per cortesia. Sì, immediatamente. Grazie. Con chi parliamo? Sì, benissimo. Con chi parliamo?
Niente, io penso, cercando, che non è la mia virtù far sintesi, penso che ci sia mezzo paese che ormai è veramente situazione Grecia, perché sono quelle persone che un quarto di peste non ha votato, però se andava a votare certo non votava Nicola Latorre o Enrico Letta con la Gruber, che col vitalizio da 6-7 mila euro si mette a fare televisione con 2 o 3 incarichi, con le cene ai Bilderberg, perché questo è il concetto, diciamo, dell'ipocrisia assoluta. Sì, vada al punto, le devo chiedere di andare al punto. Il punto è che mezzo paese praticamente è già Grecia. Altro mezzo paese, a livello di vasi comunicanti, in questa crisi ne parla per concetti astratti, cioè non vengono assolutamente toccati, anzi c'è una gran parte del paese che di questa crisi se ne sta avvantaggiando. Voi basta che apriate i giornali e vedete paginate di roba all'asta. C'era un commercialista che non vedevo più in politica, che faceva bene il parolaio, e ho visto che insieme con i notai nel controbigliare con le aste della gente disperata, quella che si suicida. Dietro le quinte ci sono dei dirigenti statali che dicono: adesso quelli se compra botteghe, paga una monada, dopo vanno a vivere in Brasile, qua seguiamo il sistema IOSI. Va bene, senta, ha espresso il suo parere in maniera direi completa. Posso terminare? Vada. Il concetto è che sostanzialmente c'è un'ipocrisia e c'è una fantasia nel dire di tutte, cioè 20 anni loro una legge come l'antimafia per gli statali e per i burocrati corrotti la potevano fare con leggi di espropriazione, ma voi pensate che Baita stia dentro più di una settimana? Voi pensate che quelli che hanno fatto 21 miliardi di debito dicono sul banco lì di Siena, che praticamente hanno spolpato il paese, voi pensate lì che quello lì, dirigente della banca, che sta alla Severino del 2011... Va bene, senta, avevo capito perfettamente, dobbiamo salutarla chiaramente per motivi di spazio. Grazie. Naturalmente gli animi sono piuttosto surriscaldati. Quello che ha detto il nostro telespettatore è chiaro, vale a dire c'era tutto il tempo per fare le riforme, in questi ultimi 20 anni non sono state fatte, la crisi non è sentita da tutti allo stesso modo, c'è chi in effetti da questa situazione ne ha approfittato per trarre vantaggio, non credo che sia metà e metà, altrimenti sarebbe già una buona notizia questa. Sì. Difatti la ricchezza nel nostro Paese in questi anni, questi ultimi decenni, 2 decenni, si è ancora di più divaricata la forbice fra quelli che stanno bene e quelli che stanno male. Difatti il 10% nel nostro Paese detiene la ricchezza del 50%. L'altro 90% del paese ritiene il resto, il 50%. È evidente che in una situazione del genere tutta quanta la gente, come dire, è arrabbiata, per non dire qualcos'altro. Ecco, allora o c'è una politica anche di welfare, di ridistribuzione del reddito, della ricchezza del paese, perché un paese civile si misura da questo, dall'equità di come viene redistribuita la ricchezza, pur tenendo comunque il merito al centro del nostro discorso, ecco, oppure avremmo sempre di più non solo il 10, ma poi diventerà il 7 e quelli che hanno sempre meno sempre di più, e fino che alla fine qualcuno o comunque qualcosa arriverà, perché giustamente prima diceva e faceva riferimento alla Grecia, ma noi ci siamo andati vicini, ma molto vicini. Il pericolo è scampato? No, assolutamente, ma sul ragionamento che faceva il signore, che condivido, al di là dei toni, 60 miliardi valutato il malaffare in Italia, 100 miliardi l'evasione fiscale ci mette assolutamente ai primi posti, purtroppo noi siamo sempre ai primi posti in Europa come nelle graduatorie negative. Guardavo stamattina nel giornale che poi siamo all'ultimo posto, però poi come stipendi, perché come diceva prima il collega c'è un problema di chi ha lo stipendio fisso. È ovvio che questi 60 miliardi o i 100 miliardi dell'evasione sono nelle mani di questo 10% che poi sono quelli che hanno interesse a mantenere nell'incertezza lo Stato. Dunque, la CISL Pensionati ha rivolto un appello al Parlamento che è stato eletto ora nelle ultime elezioni, un appello che comunque era stato stilato prima che si andasse a votare, per cui è valido per qualsiasi maggioranza si venisse a formare in futuro. Io direi che possiamo iniziare ad analizzare, perché si tratta di richieste molto puntuali, verremo aiutati anche da delle grafiche. La prima è approvare una legge nazionale sulla non autosufficienza, dotandola ovviamente delle risorse necessarie. Certo. Allora,
Noi abbiamo raccolto oramai qualche anno fa, più di 1 milione di firme, ma firme di quelle buone raccolte davanti ai notai, come si dice, o al segretario comunale come era un tempo, e le abbiamo depositato a quel governo. Ecco, da allora il Fondo Nazionale sulla Non Autosufficienza ha avuto alterne, comunque sempre sottofinanziato. Siamo partiti nel 2007 con 100 milioni, poi siamo andati nel 2008-2009 a 300 milioni, adesso vado a memoria, e comunque alla fine, insomma, nel 2011 lo hanno azzerato, annullato, come si dice in termini tecnici. Nel 2012 hanno redistribuito 45 milioni e 900 mila euro circa. Adesso, dopo pressioni, e questa è una vittoria, almeno fra virgolette, che possiamo attestarci come federazione di pensionati, lo hanno in qualche maniera fatto resuscitare, sempre in maniera sottofinanziata rispetto ai bisogni, ma insomma con qualche lira in più. Ecco, questo è lo stato dell'arte. In dettaglio, perché poi alla fine, siccome il Fondo Nazionale poi viene redistribuito alle regioni, quindi questo è il Ministero, alla Regione Veneto ne arriva il 7,28% di questi soldi, di questi 295 milioni circa, per un fondo indistinto di 21 milioni 840 mila. Cosa ci si può fare con questi 21 milioni? Sono pochi? Certo, queste somme vengono poi redistribuite con lo stesso criterio, in base alle fasce d'età, in base al numero degli abitanti, eccetera, alle singole ULSS, e sono quelle che permettono di pagare i famosi assegni di cura, che sono una minima parte del bisogno che ha le famiglie che si tiene in casa il non autosufficiente o il disabile, però fa fronte a questa prima necessità. Adesso bisogna ancora insistere e lavorarci sopra. Che segnali state ricevendo per ora? Nessuno? Se non che governo? No, ma in genere, per esempio, quando avete avanzato questa petizione che mi diceva l'anno scorso. No, la petizione l'abbiamo avanzata ancora a suo tempo qualche anno fa, quando abbiamo presentato le firme. L'anno scorso abbiamo fatto tutte le nostre rimostranze civili, come si dice, le pressioni immaginabili possibili, sit-in davanti al governo, manifestazioni, non abbiamo fatto mancare nulla, e quindi abbiamo in qualche maniera resuscitato questo fondo che prima era stato annullato. Passiamo a un altro argomento, approvare i nuovi livelli di assistenza sanitaria e sociale che devono essere garantiti a tutti, naturalmente. Dunque, che cosa si intende per nuovi livelli di assistenza sanitaria? Allora, i livelli di assistenza sanitaria già esistono, sono in LEA e sono approvati periodicamente con decreti a livello nazionale. Quello che mancano invece sono i livelli di assistenza sociale, e questo è il grosso problema, perché se nella sanità sono garantiti dei livelli minimi, lo sappiamo, insomma uno lo può pretendere, per il sociale non è garantito niente, per cui anche i tagli che ci sono stati, questa famosa spending review, no, che abbiamo visto, che poi incide nei comuni, nei patti di stabilità, eccetera. Un comune, quando si trova con i finanziamenti ridotti a livello nazionale, siccome non ha nessun obbligo di garantire un livello sociale ai propri cittadini, può anche decidere dove tagliare, e purtroppo a volte il malaffare porta che invece di tagliare spese improduttive, qualche dirigente o qualche consulenza non appropriata o qualche partecipata che è stata utilizzata solo per metterci magari qualche parente o qualche amico, tagliano impunemente soldi che servono invece per far funzionare, per garantire quel pezzo. Nello specifico per assistenza sociale? Ma per assistenza sociale può essere tutta quella parte che non viene garantita attraverso il fondo della non autosufficienza, ma che può essere, sto pensando oggi al disoccupato che non riesce a pagarsi la bolletta, piuttosto che il pulmino per la scuola, per la famiglia che non ce la fa a pagarlo, piuttosto che la casa di riposo all'anziano che non ha i soldi per contribuire. Ecco, tutte quelle spese che sono parte di una società civile dove veramente si misura il grado di ricchezza civile di una società. Un altro argomento è tutelare il reddito delle pensioni, ripristinando la loro rivalutazione che è bloccata da parecchi anni. In effetti il potere d'acquisto di una pensione è piuttosto basso.
Beh, insomma, se vogliamo far risalire a una data più o meno certa questo stato di cose, dobbiamo andare al 1995 con la legge Dini e prima ancora con la legge Amato del 92 e poi se ne sono susseguite altre. Ecco, da allora le pensioni non sono più state rivalutate come avrebbero dovuto essere rivalutate e da quel tempo fino ad oggi circa un terzo delle pensioni ha perso il proprio potere d'acquisto. Quindi se una volta in milioni allora aveva una pensione abbastanza dignitosa, oggi è nella povertà. Anche perché una volta che vengono pagati, non so, gli affitti, le spese per alcuni medicinali e comunque il sostentamento quotidiano per quello che riguarda i generi alimentari non rimane più niente, purtroppo nei casi più drammatici. Ma tra l'altro noi abbiamo il livello medio delle pensioni è davvero molto basso, anche nel Veneto noi abbiamo la maggioranza delle pensioni sono sotto i 1.000 euro, ma se pensiamo che oggi 2 persone, pensiamo solo a 2 anziani, ma purtroppo sono molte più le donne che fanno vita sola e che magari hanno bisogno anche di una certa forma di aiuto perché non sono in grado, non sono autosufficienti. Con 1.000 euro oggi è veramente, io ho assistito a una scena veramente, mi sono sentita io umiliata per quello che ho dovuto assistere, ho visto 2 persone, ma che si vedevano che poi erano persone di tutto rispetto, che stavano frugando dentro un cassonetto delle immondizie dove io stavo passando casualmente. Ecco, mi sono sentita io in imbarazzo, però posso anche capire che poi alla fine si arrivi anche a certi estremi. Spesso si parla di standard europei, per quello che riguarda le nostre pensioni, come siamo messi rispetto alle altre nazioni europee? Allora, intanto bisogna far chiarezza. Noi abbiamo un sistema che è un po' diverso. Allora, noi siamo passati da un sistema ante 95 dove si calcolava l'80% dopo 40 anni sulla media degli ultimi 10 anni, tanto per... Sì. Adesso invece la si calcola su tutto l'arco della vita. Ecco, il famoso contributivo, retributivo, per non dire paroloni, ecco, questo nella buona sostanza è lo stato dell'arte. Chi andrà in pensione, i ragazzi che andranno in pensione a tot anni, perché adesso bisogna vedere anche l'aspettativa di vita, prenderanno circa il 40, chi dice il 46, 47, 48 dell'ultimo stipendio. Sì. E quindi questo è essenziale, che i ragazzi si facciano il secondo pilastro, il cosiddetto la pensione integrativa. E questa è una questione. Rispetto agli altri paesi che hanno altre norme, quando si fanno i paragoni bisogna sempre non cadere nella trappola della pensione lorda e della pensione netta. Certo. Ma qui si spende tanto in Germania, allora attenzione, in Germania calcolano la pensione sul netto, a me invece mi dicono quanto prendo di lordo. Bisogna fare le percentuali giuste. Ma fate queste percentuali giuste, il pensato tedesco, francese, noi siamo sotto, siamo sotto, come i salari siamo sotto. Che in effetti sono tra i più bassi. Esatto, ma è uguale anche per le pensioni. E a proposito di salari, e lei parlava giustamente di cifre lorde e nette, parliamo anche del fisco, di una riforma fiscale che rappresenti meglio, che rispetti di più i criteri di equità che sarebbero richiesti chiaramente come anche da Costituzione. Ma certo, ma sono due. Chi vuole semplificare per dire guarda siamo bravi, semplifichiamo, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché poi sai, semplificare vuol dire fare delle trattenute uguali fra diseguali. Allora io direi che intanto bisogna avere una progressività che sia veramente il rispetto del reddito reale che tu prendi. E l'altra questione, visto che si parla sempre di famiglia, la famiglia al centro e qua e là, bisogna andare sulla leva delle detrazioni, dei carichi. Ecco, quelle sono le due leve che fanno veramente equità, la progressività vera delle aliquote e poi incidere su un sistema famiglia, se vogliamo veramente parlare di tutela, di welfare, eccetera, sulle detrazioni e sui carichi. Però non c'è progressività adesso. Allora c'è una progressività, ma questa progressività non dà l'effettiva sostanza di quelle che sono poi le differenze fra redditi di persone diverse. Ma non si può parlare poi di sistema fiscale equo se prima non si interviene anche in quella che è oggi l'evasione fiscale, che è l'altro pezzo veramente
che è il tarlo grande che noi abbiamo nel nostro paese. Dicevamo prima 100 miliardi di evasione fiscale che poi diventano 5 miliardi in meno che noi possiamo avere nell'ambito del sociale, della sanità, nei servizi, nel welfare, ma non ci sono state non abbiamo vissuto perlomeno negli ultimi 20 anni, politiche che hanno contrastato davvero l'evasione fiscale, ma che da ultimo stanno mettendo mano a tutto il sistema delle agenzie delle entrate. Le agenzie delle entrate sono gli uffici dello Stato che si occupano proprio di fare le verifiche su chi effettivamente, e le stanno smantellando dal territorio. Noi sapevamo che una volta... Le smantellano perché non ci sono fondi per mantenerle? Però io sono un po' più maliziosa e credo che insomma quel 10% che diceva prima il signore sono quella parte che ha in mano il potere, che non ha interesse che poi ci sia un sistema vero, perché l'evasione fiscale si combatte con i controlli, vedremo il redditometro poi cosa farà, ma è anche vero che è la conoscenza diretta del territorio che può combattere l'evasione. Una volta era all'interno dei comuni, poi è passata all'Agenzia delle Entrate, che sono un po' distribuite nel territorio, oggi le stanno accorpando a livello di provincia, ma se tu non conosci che tipo di uscite ha determinate persone non puoi neanche intervenire, soprattutto che per chi poi non presenta nessun tipo di reddito, per cui non sono neanche rintracciabili all'interno dei controlli normali che vengono fatti a campione. Un'altra richiesta è quella di una razionalizzazione della spesa pubblica, naturalmente senza intaccare quelli che sono i servizi e le prestazioni, soprattutto dell'assistenza sociosanitaria. Razionalizzare è una bella parola, vuol dire mettere a regime nella maniera più giusta possibile tutti quelli che danno servizi. Ma quindi si taglia gli sprechi, vediamo sì, anche nel esatto, cartello, quali sono gli sprechi? Gli sprechi sono tanti, se vogliamo fare un esempio, quello che portano a casa i parlamentari, non è uno spreco anche quello? Ecco, comunque a parte questo voglio dire, gli sprechi vuol dire razionalizzare la spesa pubblica a parità però di servizi, così dice la spending review, a parità mantenendo i servizi. Poi su questo la mia collega, la Maria, entrerà forse meglio di me sulla questione della razionalizzazione anche della rete ospedaliera, della riforma sanitaria, eccetera. Mi interessava però aggiungere qualcosa che secondo me è importante sul contrasto all'evasione, perché noi possiamo fare tutti i controlli immaginabili possibili. Abbiamo visto che poi quando la Guardia di Finanza accerta una evasione, prima di arrivare a prendere i soldi di quell'evasore, la burocrazia è talmente lenta e lunga che porto a casa normalmente il 3, 4, 5% di quello che riesco a... Cioè niente, ecco, allora, mettete nelle condizioni il cittadino di detrarre quello che spende come fanno altri paesi. Se l'elettricista viene a casa e mi lascia una fattura, lasciatemela detrarre, così come i denti, ma al di là di quello che posso detrarre oggi. Allora però il governo dice, lo Stato dice, io non ho più il contante, non ho più il circolante, non ho più per, eccetera, eccetera, pagare i dip. Allora, decidiamo che un settore, quello che è più sotto la lente, che sappiamo dove si evade di più, lasciatemi detrarre tutto. Tutto, anche perché sappiamo che l'elettricista magari può arrivare e dire facciamo 100 con la fattura, 50 ecco, se... Allora, i dentisti, mettiamo solo, o i notai, ma insomma, prendiamo uno esempio. I dentisti, che è quello che dobbiamo comunque andare o prima o dopo pagare, sì. Ed è una bella spesa. Ed è un incubo ogni volta. Allora, se prendiamo un anno, tutte quante le spese dentistiche possiamo detrarle tutte, però non me lo dai indietro in 5 anni, perché io li tiro fuori subito. Certo. Me li dai indietro, ecco, non solamente, ma poi ci sono anche quei fortunati, fra virgolette, che non sono incapienti, che hanno la possibilità di detrarle, perché io detraggo fino al monte di prelievo fiscale. Se io ho una trattenuta fiscale sulla pensione di 2.000 euro, non posso farmi la dentiera di 2.100 euro, perché me ne danno indietro fino a certo. Concorrenza. Allora, vediamo gli incapienti come risolvere il problema, che lì è vera equità e solidarietà sociale, e poi mi lasci detrarre tutto il resto,
di quella spesa e vediamo come va a finire in un anno. Io sono convinto che la evasione fiscale di quel settore cala drasticamente. E questa è una proposta estremamente concreta, devo dire. Poi ce n'è un'altra invece che avanzate per far riprendere l'economia e anche rilanciare l'occupazione. Questa è una domanda da $1 milione. Come si fa? Sì, però allora, che oggi l'Italia sia un paese che ha bisogno di spostare le risorse a quelli che sono sprechi, che sono soldi sprecati in quello che è una spinta all'economia, credo sia evidente. Allora, un ragionamento responsabile è: ma dov'è che oggi noi possiamo recuperare queste risorse, soprattutto quando sentiamo poi i pensionati e la parte più debole della società che invece in un momento di crisi chiede maggiori risorse. L'avevamo iniziato ad affrontare prima, è il tema di dove recuperare dagli sprechi. Se noi pensiamo solo al virtuoso Veneto, no? Che poi insomma noi abbiamo avuto una riduzione all'interno dei comuni, del personale eccetera, però c'è stata tutta una parte negli ultimi 15 anni che è stata quella delle partecipate. Le partecipate non sono altro che società parallele agli enti pubblici e queste società sono finanziate con soldi pubblici, ma non hanno nessun tipo di controllo, né per quanto riguarda le assunzioni di personale, né per quanto riguarda poi effettivamente la gestione dei bilanci, ma di fatto poi sono risorse pubbliche. Lì dentro, solo un esempio, il Comune di Venezia ne ha 36, sono una serie di scatole cinesi che poi neanche chi sta dentro i comuni riesce a gestire. Sono fuori controllo. Diciamo. Fuori controllo assolutamente. Allora, e lì dentro ovviamente poi ci sono parti di gestione di potere che conosciamo, abbiamo visto la cronaca di questi giorni, no? Purtroppo quello che sta succedendo. Poi lì lasceremo la magistratura a fare le valutazioni, però insomma non siamo nessuno così da non capire che insomma, quando c'è tanto fumo un po' di arrosto c'è. E se noi non recuperiamo parte di queste risorse così mal spese e non le rimettiamo in un sistema di valorizzazione, poi ne parlavo prima con le colleghe fuori, il problema dei giovani, molti giovani stanno perdendo la speranza, perché? Perché non trovano una luce davvero alla fine del tunnel. E un paese che perde la speranza dei giovani è un paese che non ha possibilità di recuperare. In effetti si diceva c'è meno disoccupazione, ma secondo alcuni dati invece no, perché c'è sempre meno gente che si iscrive alle liste di collocamento perché ha perso le speranze. Si diceva prima, anche i posti a tempo indeterminato, siccome non c'è più il posto sicuro né a tempo determinato né a tempo indeterminato, perché poi anche un giovane si trova o in cassa integrazione o in mobilità e non è una vita da giovane, questi giovani perdono anche la speranza di cercarsi un lavoro e vanno a finire fra quelli che non sono poi neanche più contati nel contatore dei disoccupati e poi finiscono purtroppo a essere a carico di quei pensionati che con 1.000 euro al mese devono che sono stati il vero ammortizzatore sociale. Che sono stato il vero ammortizzatore sociale nel nostro paese. Ma il posto di lavoro a tempo indeterminato è noioso, come aveva detto un ministro del passato governo? Solo un ministro può pensare che avere un lavoro sicuro sia noioso, forse non ha mai provato cosa vuol dire vivere nell'incertezza, perché poi un giovane, e poi i giovani di oggi non sono i giovani di 20 anni fa, 15, 16, 17 anni, i giovani oggi che ha completato il ciclo di studi, parliamo di persone che hanno 25, 27, 28 anni, dipende poi dal ciclo di studi, sono persone che hanno ovviamente la volontà magari di crearsi una famiglia, di trovarsi una casa, di avere una vita indipendente, per cui possono trovare le alternative non certo nella noiosità del lavoro, ma in altre cose. Dunque c'è un'ultima voce dell'appello che è stato lanciato dalla CISL al nuovo Parlamento ed è quello di realizzare le riforme istituzionali accompagnandolo anche a un robusto taglio dei costi della politica. Io direi che questa è la richiesta che rivolgono un po' tutti al prossimo governo, qualunque esso sia e quanto debba durare, se siano 2 o 3 mesi, comunque gli si chiede di fare questo prima di tornare al voto. Questa è la vera razionalizzazione del sistema, perché io credo che la maggior fabbrica del nostro paese siano i costi della politica, ma a partire dal livello centrale fino all'estrema periferia, insomma l'unione dei comuni, l'abolizione delle province, riordino delle comunità montane, insomma io credo che la politica sia la più grande Fiat che oggi abbiamo in Italia, tanto per fare
La più grande azienda. Ecco, la più grande azienda che abbiamo in Italia, ecco, tanto per fare, e non possiamo più permettercela, perché poi non è solo una questione di costi, ma anche è una questione di somme e di inefficienze, per cui nessuno risponde a nessuno. Questo è il vero discorso. Certo che quando c'è stata l'opportunità, c'è stato il progetto di soppressione di determinate province, le resistenze erano state molto robuste. Ma certo, perché poi le province sono governate, hanno delle poltrone, per cui erano queste le resistenze che poi venivano sollevate, perché quella parte poi di politica che a livello nazionale non ha fatto le riforme e ovviamente non le hanno fatte neanche a livello né provinciale né regionale. Però sulle province io vorrei... Aspetti un istante, mi scusi, certo, perché abbiamo una telefonata in linea, pronto? Sì, pronto? Con chi parliamo? Col signor Renato da Padova. Buongiorno, ci dica. Niente, io volevo parlare in quanto riferimento sul discorso che aveva fatto il signor, non mi ricordo adesso, quello che... Balest, certo. Ecco, su quanto riguarda le pensioni minime e sugli assegni di invalidità, sugli assegni di cura. Sì. Ecco, quindi io in pratica sono invalido al 100%. Sì. Ecco. Percepisco un'invalidità di 270 euro Sì. mensili. Sì. Non posso più lavorare perché ho avuto dei problemi gravi di interventi e quindi sono invaliditato al lavoro al 100%. Ho capito. Ho fatto domanda dell'assegno di cura ancora nel 2010. E non è ancora ricevuto risposta? No, io ho chiamato diverse volte al comune di Padova e loro mi rispondono che i soldi adesso dovrebbero arrivarmi, però un quarto di quello, a me mi hanno Cioè un quarto di 200 euro? A me mi hanno dato la massima, sono 200 euro al mese, l'assegno di cura. Ho capito. Io avanzo tutto il 2012, che la regione mi ha risposto che erano già partiti, quando invece il comune di Padova mi dice adesso mi arriveranno quelli, una parte, 2.000 euro, ti ero, mi ha detto, su 6.000 che dovrei tirare. Ho capito. Io non Senta, posso noi la dobbiamo andare avanti in queste situazioni. Certamente, adesso le faccio rispondere immediatamente, grazie per aver telefonato. Sì. Ci sono speranze per questa persona, visti questi ritardi? Allora, nel 2012, dicevo prima, li avevano praticamente azzerati. Adesso li abbiamo rifinanziati. Dovrebbero pagarli ogni 6 mesi, non mese per mese, ogni 6 mesi. Ci sono ritardi da parte di chi li trasmette dalla regione al comune, il comune poi li eroga tramite i servizi sociali. Quindi lì c'è anche poi tutta una graduatoria, bisogna vedere caso per caso, ecco, e poi bisogna anche capire se questo signore ha l'invalidità o l'inabilità, perché sono due cose diverse. Ecco, quindi bisognerebbe capire il caso, ma lì sono sicuro che ci sono i nostri patronati a Padova e c'è anche l'assistente sociale che deve fare queste questioni, quindi entrare nel merito della vicenda, ecco, io dico quello che c'è e che c'è la possibilità, però il signore deve essere seguito dall'assistente sociale. Vale, sì, io la ringrazio, noi purtroppo siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento, per cui ringraziamo Ferruccio Balest, segretario FNP CISL del Veneto, grazie per essere intervenuto al nostro programma e buon lavoro. Grazie a voi. Marie Pallaro, segretario della funzione pubblica della CISL del Veneto, grazie anche a lei. E grazie a voi. Noi ci rivediamo domani alle 13:15, sempre qui su Rete Veneta. Arrivederci.